A Dolianova è stato aperto un museo che raccoglie gli antichi attrezzi utilizzati per la produzione dell'olio d'oliva. La mostra è stata allestita in un frantoio del 1700. Macine, presse, contenitori e altri attrezzi utilizzati nel secolo scorso per la produzione dell'olio d'oliva hanno trovato posto in un piccolo museo a Dolianova. Iniziative di Francesco Locci, proprietario di uno dei 3 frantoi ancora in funzione nel centro del Parque Oglio. Sì, una testimonianza che è ancora abbastanza riduttivo parlare di museo. Per me è una piccola raccolta che ho messo da parte negli anni e che mi ha fatto piacere mettere a disposizione del pubblico. Speriamo che col mio sforzo, anche con la collaborazione delle amministrazioni, si riesca un po' in seguito ad ampliare. Nato nel 1700, il frantoio era di proprietà della famiglia Boiti all'Ocevette e Bonfan, dai quali lo acquistò all'inizio del secolo il notaio Francesco Locci, nonno dell'attuale proprietario. Oggi è tutto cambiato, le antiche macine sono state sostituite con moderni macchinari, non sono cambiati invece le abitudini e ancora oggi ogni proprietario si porta a casa l'olio prodotto dalle olive del suo terreno.